c'è una legge che dice che all'interno di un comparto, dove in questo comparto sono rispettati gli standard abitativi, cioè tot metri cubi per metro quadro, tot verde, tot distanze, tot parcheggi, con una semplice delibera è possibile concedere variante e invariante, cioè direttamente con la giunta, il 5% della volumetria esistente in quel comparto. Una cosa semplice. Tra tutti i comparti che ci sono a Matera, l'unico che non ha gli standard è il comparto di Piccianello, dietro la chiesa di Piccianello. Se ritagliamo quel comparto e facciamo il conto di tutti i comparti, fatelo, chiamatevi un geometra, un giovane architetto, un giovane ingegnere, fateglielo fare. Nella città di Matera ci sono, senza andare con la lente di ingrandimento, 410 alloggi di edilizia economico-popolare, di edilizia convenzionata e di edilizia sovvenzionata. Non vengono concessi perché quei 410 alloggi probabilmente creano un problema nel mercato della casa. No, perché quelli non hanno i soldi per comprarsi la casa da 400.000 euro. Non so perché non lo fanno, ma chi paga sono i giovani che non possono avere una casa, sono le imprese che non possono lavorare, sono i piccoli artigiani, muratori, falegnami, piastrelli, che non possono più andare avanti. Ed è un gioco semplice, ci vogliono 3 giorni per pigliare una delibera del genere. Ma mi dite perché non lo fanno? Ma ve lo spiego perché non lo fanno. Perché l'edilizia sovvenzionata viene data alle cooperative. Ma voi pensate che le cooperative sono una cosa seria? No, sono una truffa. Dobbiamo spiegare che sono una truffa. C'è una legge che dice che chi costituisce una cooperativa deve andare al comune con l'atto di costituzione del notaio, chi sono i soci, come si chiama la cooperativa, dove risiede la cooperativa e il giorno in cui è stata costituita, perché la deve apporre all'albo. Non c'è una cooperativa nell'albo delle cooperative di Matera, non ce n'è una iscritta. Ma sapete perché non sono iscritte? Perché ci sono le centrali delle cooperative, perché quando si apriranno i giochi dei suoli disponibili usciranno 100 cooperative, 100 già costituite, con gente che entra e che esce, che paga un passaggio per entrare al posto di un'altra. Cose assurde, cose su cui qualcuno si dovrebbe preoccupare per indagare dentro perché c'è questo schifo. Perché poi questa cooperativa, con questo gioco, non costa più 1.200 euro al metro quadrato una casa, ne costa 2.400, cioè quando costerebbe esattamente sul mercato. Perché tutto questo gioco serve a coprire la grande truffa, il grande sacco sulla città, che è la speculazione non edilizia, è la speculazione fondiaria, che è la cosa più stupida da fare. Questo è un terreno, me lo fai diventare edificatorio, facciamo i cambi di destinazione d'uso e dalla sera alla mattina quello che teneva un vigneto, 3 alberi di mandorla, quel terreno diventa terreno edificatorio. Ma come siete bravi! Ma queste cose non si possono fare più. Non le dovete fare ieri, pensate se potete farle oggi. C'è una domanda di case, di persone che ha il bisogno e quel bisogno diventa una cinghia di trasmissione, un motore per l'economia locale. Ma perché non lo fate? Ma perché non avete il coraggio, anche voi, miei cari competitor, di venire qua? Rispondetemi, rispondete ai cittadini, perché questa è la domanda che viene dal basso, è la domanda di chi ha esigenza di tutto questo. E siccome io vedo persone che alzano la mano e siccome queste persone hanno il diritto di parlare, pregherò queste persone, se mi vogliono fare una domanda, di fermarmi giù dal palco dopo e risponderò direttamente a loro. Perché se no, se non mettiamo in moto questa economia, noi non andiamo da nessuna parte. E allora cosa facciamo? Facciamo il laboratorio urbano. Facciamo un laboratorio che pensa a come ridisegnare la città, non più con la speculazione, ma producendo servizi, dicendo alle imprese brave, capaci, che questa città, che non ha interesse a produrre case quando non si vendono, ma strutture competenti, dirigenti capaci, che possono orientare il loro saper fare non più su queste santissime case, ma sulle strutture che producono servizi. Fatevi dare dai giovani che vanno vicino ai campi i fogli dove sono disegnate queste cose.
Si chiama laboratorio urbano. Sono solo idee, ma sono idee che puntano soltanto alla ricomposizione di una città distrutta, che parte dalla filosofia del lavoro. Perché cosa leggete se andate a vedere ogni riga che è segnata lì? Cose possibili, facili, realizzabili, al servizio della città. Perché è un disegno economico che parte dalla prima possibilità che noi abbiamo. La prima possibilità di questa città si chiama turismo. Sapete come hanno trattato il turismo in questa città? La permanenza media dei turisti è di 91 minuti. Un'altra vergogna! Ad Alberobello, dove ci sono i trulli, e a Matera, dove ci sono i citrulli, lì dura 681 minuti, qui dirà 81 minuti, 91 minuti. Ma non ci vogliono mica miracoli. Lì c'è un sistema di imprese capaci che si mette in rete e assistita da chi deve fare comunicazione e promozione di questi servizi, li aiuta, li mette in moto, li fa volare. Qui invece il turismo viene visto come una delle potenzialità della città. Dobbiamo andare a sbrinare il territorio che altri non hanno. Noi abbiamo dei beni di un valore incommisurabile, siamo la città dell'UNESCO, abbiamo 157 chiese rupestri, possiamo vantare di essere una città unica al mondo. Per vedere qualcosa nemmeno di simile, dove non è possibile approfondire le origini di questo unicum che è Matera, la gente piglia l'aereo, va in Giordania, spende 4.000 euro per un viaggio organizzato, italiani che vanno lì, andate a vedere i flussi di Jordan Air, la compagnia aerea della Giordania, e poi vediamo quanti turisti arrivano a Matera. Ci dobbiamo vergognare. Abbiamo avuto un grande regista, abbiamo fatto un grande film, The Passion. Sapete quante persone hanno visto il film The Passion? 540 milioni di persone nel mondo. Al terzo flag del titoli di coda c'è scritto piccolino: si ringrazia la città di Matera. Un'altra vergogna! Noi dovevamo approfittare di Mel Gibson per chiamare questa città The Passion e diventavamo subito noi gli ambasciatori di quel film. Lo abbiamo quasi cacciato. C'è solo un ristoratore che è stato talmente intelligente che ancora oggi, se andate a mangiare in quel ristorante, troverete spaghetti alla Mel Gibson. Complimenti! Vai tu a fare la stessa al turismo, capisci di più tu. Ecco perché bisogna darci una mossa.